è l'emendamento del consigliere Maglio Messina. A seguito di un parere negativo, 3 punti di quell'emendamento diciamo, sono stati cassati. Quindi il risultato che l'amministrazione porta, il risultato che l'amministrazione ha incassato certamente è un risultato di un atto deliberativo che non rispecchia quella che è stata la nostra volontà di condivisione, però che in qualche modo si allinea, diciamo, in qualche piccola parte rispetto ad un processo di sviluppo di quell'area urbanistica. Certo che non ci aspettavamo da parte del Consiglio Comunale questo atteggiamento, appunto sul processo della presentazione degli emendamenti, però il risultato finale, diciamo, è il risultato che se gli emendamenti di Gelsomino e i 3 emendamenti che sono stati cassati dal consigliere Messina venivano approvati dal Consiglio Comunale, quelli stravolgevano totalmente, diciamo, l'atto che è stato presentato dall'amministrazione comunale.